ci troviamo in località Ensisa a Sestri Ponente. Oggi è l'11 settembre del 2021, una bella giornata tutto sommato, e ci prestiamo a salire da quello che a prima vista non sembra un sentiero fantastico, ma che poi ci servirà. Poi avremo la possibilità di gustare un bellissimo panorama. Andiamo, dai, ci sentiamo tra un po'. Ecco, qua ci sono le indicazioni del CAI, della FIE, vernice bella nuova. C'è solo da ringraziarle queste persone, perché grazie a loro riusciamo a fare le nostre gite con meno difficoltà. Là sulla sinistra c'è il mare e qui insomma abbiamo già più di tanto verde, anche se cominciamo a vedere le cime degli alberi che iniziano a prendere il classico colore autunnale. Ci stiamo avvicinando a una di quelle stagioni che fotograficamente è la più bella. Scusate se vedete il video rimarrà un po' tremolante, però dovrei fermarmi, non ho la GoPro, dovrei fermarmi per riprendere, ma sinceramente ogni tanto qualche pezzo camminando lo voglio fare perché dà senso di movimento, diversamente rimane tutto più statico. Logicamente si deve pagare in qualità e le immagini non sono ferme. Allora, arrivati in questo punto, come vedete ci sono due sentieri, uno sulla destra e uno sulla sinistra. Noi dobbiamo prendere quello sulla sinistra, perché ora forse dal video non si può vedere, ma su quella roccia in faccia a me c'è il triangolo rosso che indica il sentiero giusto. Perciò tutto a sinistra e proseguiamo. È ricominciato un po' il percorso sulla roccetta, segno che ci stiamo di nuovo arrampicando, ed ecco il segnale che vi dicevo poco fa. Ed eccoci arrivati a un altro cancello e sulla destra, come vedete, c'è un altro sentierino. Noi proseguiamo di qua. Apriamo e una volta dentro si richiude e qui siamo arrivati alla cappelletta. When will I return? Questa è la cappella di Roccamaia e qui c'è il segnale.
di aspettare perché ci sono i puledri e non vorrei che la mamma si arrabbiasse, che sono proprio sul sentiero. Cerchiamo di non disturbarli, guardate che belli.